Serie B-Win. Tutti i colori della passione. È tutto pronto per la 41esima giornata di Serie B-Win, la penultima gara del campionato. Ancora molti i verdetti da emettere ed è soprattutto la serrata lotta ai play-off a interessare. Oggi in un Euganeo allestito a festa si affrontano Padova e Livorno. Entrambe auspicano al sesto posto e i 3 punti di una vittoria di oggi diventano addirittura fondamentali. Chi perde può dire addio alla possibilità di arrivare alla promozione in Serie A. Novellino e dal canto i 2 allenatori. Si parte forte con il Padova, azione straordinaria di Renzetti, palla al centro, Ardemagna, botta sicura, De Lucia si oppone come può, ma questa era un'occasione plateale per il Padova con Ardemagni che spedisce contro De Lucia senza insaccare. Allora c'è il Livorno che ci prova, Danile Vicius, Cano non trattiene, Dionisi anticipa, ancora Crespo, poi Danile Vicius si vede stoppare il pallone proprio sulla linea di porta, ancora da un miracolo di Cano. Rivediamo l'azione, Dionisi che anticipa Crespo e qui l'attaccante lituano che non trova la forza per insaccare, si arrabbia Novellino. Allora il Padova c'è ancora con El Shaarawy, il destro a giro, ancora De Lucia che trova la parata, poi l'azione straordinaria di Legati che arriva dalle retrovie, ancora El Shaarawy con la coda dell'occhio, vede Legati al centro dell'area di rigore, il suo destro è troppo debole e De Lucia para senza problemi, ma è una gara davvero molto divertente. Ancora il Livorno da Alessandro al centro, Danile Vicius e Cano gli dice di no con la palla in corner e questa ormai è una sfida personale. Danile Vicius, Cano, rivediamo il lituano con il portiere del Padova che riesce a togliere il pallone dal 7. Allora Dionisi che si beve la difesa del Padova, palla al centro, Iori aggancia, rimette dentro e Danile Vicius si fa poi anticipare da Renzetti, ma nel finale azione strepitosa con il Livorno che poteva passare in vantaggio. Non c'è più tempo per la prima frazione che termina sullo 0-0. Comincia la ripresa, come detto, con il risultato di parità 0-0 ed è subito il Livorno che ci prova, Dionisi e poi Cano con una parata piuttosto curiosa riesce a respingere sulla linea, lo sguardo anche di dal canto, arriva Barusso, suo destro, traversa piena, incredibile il destro potente da parte di Barusso con il pallone che poi esce sul fondo e Livorno vicinissimo al vantaggio. Attenzione poi perché c'è Danile Vicius in area di rigore, siamo al 13° minuto e c'è il vantaggio del Livorno 1-0. Il capitano Danile Vicius, l'attaccante lituano, mette alle spalle di Cano con un sinistro freddo e preciso che vale il vantaggio per gli ospiti. Padova 0, Livorno 1, ma il Padova non ci sta. De Paula 1-1 soli 11 minuti e su punizione che il brasiliano fredda così De Lucia e mette in parità il risultato 1-1 all'Euganeo. Ma le emozioni non sono ancora finite, intanto rivediamo la bellissima punizione da parte di De Paula arrivata a gennaio dal Chievo. Ancora il tentativo di Cuffa, 2-1 Padova, Claudio Mattias Cuffa mette a segno il gol del vantaggio importantissimo, in questo momento il Padova sarebbe sesto, il piattone destro di Cuffa e il pianto dell'argentino, pallone dentro Danile Vicius, ristabilisce la parità 2-2 all'Euganeo in una gara a dir poco pazzesca, emozioni che continuano a susseguirsi qui tra Padova e Livorno. Manca un minuto alla fine e questo è il calcio di rigore su Ardemagni. Va italiano, 3-2 Padova.